Domenica 26 aprile, Cartoromo Goggi Scarta di Coridonia, prima prova campionato italiano mini GP 50-70, giornata del 25 dedicata alle prove libere del percorso. Nella mattinata di domenica ancora prove libere e cronometrate, agli ordini del direttore di corsa Sergio Censi, presidente organizzazione Angelo Campedelli, servizio crono Erika Gregorini. Presenti ufficialmente 4 costruttori, ovvero GRC, Seven, CWF e Metragit, quest'ultima rappresentata da Rosso Cromo. Poi piloti privati in sella a moto Honda. Per primi in pista i finalisti della classe 70, al via scatta subito al comando il numero 7, seguito dal numero 64. La direzione corsa ravvisa una partenza anticipata di due che vengono sanzionati con 30 secondi di penalizzazione. La gara è bella e combattuta, ma al 15° giro la pioggia obbliga il direttore di corsa Censi a fermare la prova. A vantaggio del numero 64 Federico Canicasuolo, motoclub Ravenna su 7. Stefano Valtolini, numero 46, ZPF secondo. Terzo posto Luigi Brignoli su Metragit Tricolori, il motoclub Monza. Quarto Stirp, poi Gobbi, Giacomotto, Caravella, Palestra, Pagliani e Boscolo nell'ordine. Il tempo di cambiare le gomme per tutti e pronti via alla seconda prova, al completamento dei 13 giri mancanti. Questa volta partenza perfetta per tutti. Lotta strettissima nelle prime battute tra il numero 7 Brignoli, 96 Pagliani, 43 Valtolini. Solo in pista della bandiera scacchi Pagliani, che guida una GRC per i colori del motoclub Porto Maggiore, passa al comando e vince con il tempo di 10,53, 2,84. Secondo posto Luigi Brignoli, terzo Stefano Valtolini, poi Stirpe, Caravella, Balestra, Caricasuolo, Gobbi e Giacomotto. Classifica per somma di tempi a vantaggio del numero 43 Stefano Valtolini, motoclub Monza, ZPF, la debuttante ZPF. Secondo posto numero 7 Luigi Brignoli, altro pilota del motoclub Monza, su Metragit. Terzo terminato Stirpe, poi Caricasuolo, Caravella, Pagliani, Balestra, Gobbi e Giacomotto. Categoria 70, il vincitore. Io sono Stefano Valtolini, corro con la moto ZPF, ringrazio i miei meccanici e anche il mio team Valtu. Che dire di questa moto nuova, il debutto? È una moto molto bella, si riesce a guidare molto bene. E quindi ti ripeterai anche le prossime gare? Sì. Siamo col terzo classificato della categoria 70. Stirpe Giuliano, Metragit, team Pit Lane. Sei contento? Sì, dai. Sì. Deve andare meglio? No, sono contento, perché da tanto io non mi allenavo, allora è andata bene. Seconda finale della giornata, in pista i concorrenti della 50 Junior, si pone sulla distanza di 18 giri. Subito al comando il numero 8 Nocco, secondo Bastianini su Honda, terzo Marzocchi GRC. Quarto Marini. Al comando c'è sempre l'ottimo Bastianini, che al penultimo giro si gioca tutto con una scivolata a vantaggio di Nocco su 7. Moto costruita a Cesena dal mago dei motori che è Oscar Benedetti. Una bella gara, corsa sul filo dei millesimi, ben 13 concorrenti infatti sono giunti al traguardo a pieni giri. Ha vinto come detto il numero 8 Alessandro Nocco di TM Racing su 7, secondo Alex Marzocchi, motoclub Terzo Bandini GRC. 97 Luca Marini, motoclub Cattolica su Honda. A seguire poi Ferrari, Bagnaia, Laghi, Groppi, Bastianini, Malone, Cavalieri, Castelli, Russo, Montella, Gabellini, Latini, Di Mauro, Cicco, Mancarelli, Ferretti, Agliello, Carito, Mincione e Negri Deloni. Con noi il vincitore della categoria 50, la gara più combattuta, più bella,
più importante. Gabriele Scalzi, il responsabile tecnico del team Rosso Cromo, sicuramente soddisfatto per i buoni risultati di questa prima prova. Sicuramente la gara della 70 è stata molto entusiasmante, Gigi è andato fortissimo e anche Andrea alla fine ha fatto vedere che vale. Purtroppo la penalizzazione alla partenza può succedere, però le regole sono quelle, noi non ricriminiamo sul regolamento, ci siamo comunque divertiti, abbiamo dimostrato che ci siamo e lotteremo fino alla fine per il campionato, sicuramente sempre lì davanti. Come fare per entrare nel vostro team? Ma, per entrare nel nostro team noi non abbiamo fatto delle selezioni, abbiamo in 3 eventi, abbiamo fatto delle selezioni su 300 bambini e in qualche modo abbiamo cercato di capire quelli che erano più promettenti non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista caratteriale del potenziale. Per correre con noi basta semplicemente mandarci un'email o scriverci andando sul sito www.rossocromo.com oppure sul sito www.metrakititalia